l'assalto, all'apertura, ha fatto piacere che ha concorso molta gente che è venuta a vedere Luna Park di Chiavari, che abbiamo tutte le giostre migliori quest'anno, abbiamo 2 novità, non una. Quante attrazioni ci sono e quali sono queste novità? Ne abbiamo 45. E novità abbiamo il booster, abbiamo la ballerina. Quali sono i numeri che stanno dietro la realtà del Luna Park a Chiavari? Dietro le 45 attrazioni ci sono 30 famiglie che collaborano tutte alla manifestazione, sono tutti collaboratori familiari che gestiscono le nostre giostre. Per il secondo anno la Colmata vi ospita, un luogo che comunque è accogliente rispetto anche alle passate edizioni. Infatti sono questi 2 anni, siamo molto contenti di essere ritornati nella parte, diciamo, di ponente della Colmata. Infatti l'ora che abbiamo fatto gratuita quest'anno è stato un modo per ringraziare l'amministrazione comunale, per dare la possibilità di fare un Luna Park un po' più decente, perché dalla parte sterrata effettivamente, se andate a vedere adesso, è più uno stagno che un'area. Vi fermerete fino al 20 di gennaio, quali gli appuntamenti clou di questo periodo? Ci sarà il 7 di gennaio la mattina per i ragazzi diversamente abili che altrimenti non potrebbero usufruire delle attrazioni. E invece il 10 di gennaio faremo una festa per i ragazzi delle scuole con i biglietti a sconto distribuiti a tutte le scuole. Dietro le attrazioni ci stanno delle famiglie che lavorano con bambini e quant'altro. Sì, quello che è bello è proprio vedere come le famiglie si passano, anche ormai tanti anni che mi interesso, vedo proprio che c'è questa trasmissione dei padri in figli. C'è proprio la bellezza e anche questo, comunque anche i figli studiano, sono accolti nelle elementari e anche nelle superiori. Comunque hanno già espresso anche il desiderio che il nostro vescovo celebri per loro una messa, anche perché oltretutto ci sono stati alcuni defunti, vorrebbero ricordarli.